il suono delle campane, le serrande abbassate, le luci spente e tanta tristezza negli animi delle persone. Ci troviamo in piazza Mazzini a Chiavari, la piazza del mercato, dove per 15 minuti, dalle 11:30 alle 11:45, decine di commercianti hanno deciso di abbassare le serrande, chiudere, fare un momento di riflessione per ricordare tutte le numerose vittime della caduta del ponte Morandi a Genova. Qual è lo stato d'animo della città oggi? Morta. È molto brutto sostenere queste cose, questi incidenti, perché si possono pure evitare. Si possono pure evitare questi incidenti. E quindi siamo proprio giù di animo, ma tutti. Avete deciso di fare un momento di pausa, un momento di riflessione? Sì, sì, ci vuole. Per tutti quelli che hanno perso tanto, hanno perso la vita. Siamo tutti un po' tristi, molto scossi da questa situazione, da questa tragedia. Non ci voleva. Ma intanto di grande apprensione, di grande preoccupazione, non abbiamo creduto fino a quello che era successo prima, nei primissimi momenti e nei primissimi atti. Poi le immagini hanno dato conferma di una notizia drammatica e ancora oggi siamo sicuramente in una situazione di confusione e di difficoltà di apprensione della notizia.